Buongiorno e buona settimana. Siamo arrivati alla terza tappa del nostro cammino di Quaresima. Oggi, in particolare, vorrei invitarvi a fare una preghiera speciale per il nostro Papa, per Papa Francesco. Infatti, 10 anni fa, proprio il 13 marzo, veniva eletto Papa, Sommo Pontefice della Chiesa, Pastore Universale. Sono titoli molto belli che trovano la loro radice nel Vangelo. Gesù indica Pietro come la roccia sulla quale costruire la sua Chiesa, la Chiesa di Gesù. E quando penso a Papa Francesco mi viene in mente proprio ad una roccia sulla quale volentieri noi ci appoggiamo, perché attraverso la sua testimonianza di vita, la sua fede autentica, la sua preghiera, riesce davvero a trasmettere ad ogni uomo, ad ogni cristiano, la gioia del Vangelo. E allora il sentimento principale che oggi scaturisce dal nostro cuore è il grazie. Grazie al Signore per averci donato Papa Francesco, un Papa che sa stare in mezzo alla gente, vicino alle persone. Proprio come il 23 marzo del 2019, quando ha incontrato la grande famiglia del Barbarigo in occasione del centenario della fondazione della nostra scuola. In quell'occasione Papa Francesco è stato con noi, ha camminato in mezzo a noi e ci ha rivolto parole molto belle. Sarebbe importante che recuperassimo quelle parole per capire anche il senso del nostro essere parte di una scuola come questa. Dicevo, terza tappa del nostro cammino quaresimale. Se ricordate, ho sottolineato all'inizio della Quaresima il valore battesimale di questo tempo. L'importanza di questo tempo è proprio quella di prepararci all'incontro con il Signore morto e risorto nella sua Pasqua. E il battesimo non è altro che l'immersione in Gesù e nella sua Pasqua di morte e risurrezione. Ieri il Vangelo della domenica, tratto dal capitolo 4 del Vangelo di Giovanni, ci ha raccontato di un incontro speciale compiuto da Gesù con una donna samaritana. Questo testo è particolarmente la nostra scuola. In quell'occasione Papa Francesco è stato con noi, ha camminato in mezzo a noi e ci ha rivolto parole molto belle. Sarebbe importante che recuperassimo quelle parole per capire anche il senso del nostro essere parte di una scuola come questa. Dicevo, terza tappa del nostro cammino quaresimale. Se ricordate, ho sottolineato all'inizio della Quaresima il valore battesimale di questo tempo. L'importanza di questo tempo è proprio quella di prepararci all'incontro con il Signore morto e risorto nella sua Pasqua. E il battesimo non è altro che l'immersione in Gesù e nella sua Pasqua di morte e risurrezione. Ieri il Vangelo della domenica, tratto dal capitolo 4 del Vangelo di Giovanni, ci ha raccontato di un incontro speciale compiuto da Gesù con una donna samaritana. Questo testo è particolarmente lungo e ricco di significati. Non ce la faccio stamattina, nei pochi minuti che ho a disposizione, ad entrare in questo testo, ma vorrei lasciarvi la curiosità di andarvelo a leggere, di farlo vostro e di capire come a Gesù gli interessi proprio incontrare quella persona al pozzo, il luogo dell'incontro, il luogo della vita. Prendendola per mano, facendole alcune domande, ma soprattutto aiutandola a entrare in se stessa, Gesù permette a quella donna di scoprire il dono della fede. Una fede che non tiene solo per sé, ma riporta anche ai suoi concittadini, i quali alla fine del testo riconoscono davvero che Gesù è il Salvatore del mondo. In questo nostro camminare verso la Pasqua, anche noi, qualsiasi sia il punto in cui ci troviamo nel nostro cammino di fede,
Cerchiamo sempre di lasciarci incontrare da colui che dice essere di se stesso l'acqua viva, la fonte inesauribile da cui scaturisce gioia, speranza e anche il gusto della vita. Buona giornata e buona settimana. Assieme a Papa Francesco ringraziamo il Signore. Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo, come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen. Nel nome del Padre, e del Figlio, e dello Spirito Santo. Amen.